tagliare il coniglio a pezzi e ammorbidirne la carne e lasciandolo per una notte intera a macerare nel latte. Far soffriggere il rosmarino e il prosciutto tritato con metà del burro e poco olio. Farvi rosolare i pezzi di coniglio ben asciugati, unire il lauro. Che ho fatto? Ma Chi è che voi? primo coniglio ama pigliare. Pigliare? Non è che coniglio piglia e chiama solo rintrapignata. A sta dicendo era vero? Tu lo sai che anche i migliori cuochi hanno bisogno che il coniglio sia morto. Secondo te ne auci non ammazziamo? Esatto. Certo, perché a viaggi vi pareva che io cuceva vivo. Oh, vado ascoltato poco la settimana passata che mi ha stuto. Qual è? O porco rosso. Chi che aveva buttato frate Rozzuturi. Ah, Bare. Buono fu poco. Ufficio fucune? Dicillo. Sì. A diritto. Allora mi pare Biagio. Uzzu Mario. Esatto. E poi? La gran bastarda che sei tu. Chi ste Frocio? Frocio che scoccia. Mi pare che a casa stiamo studiando per dire a cucinare una potiera zippolara? No. Che insegniamo a noi cuisine. A capo Tomascio. E tu tagli da faccia. Chiudete l'occhio. Che fotte. Merde. Oh, mi c'è la testa. Ha passato per dirti per assai, eh? Sì. Ah, canciamo. Diremo Verugno cotolette a te e pitti esa sizza con poco di piacere. Cominciamo che cotolette. Come vuoi fare? Con l'ova. Con l'uovo sapemo, ma la modica che formaggio ci metti? Ma io... Me ne vai. Che ancora chi rassettare l'acqua alla pasta. No! E Renzo non vado a fare sediare. Pasta non ne volemo. Spacchio sei. Alla pasta chi tardi. La pasta che tardi fa più schifitia. Volete vedere che aveva mangiato stesso? State tutto in gordo. Vabbè, ciao. Qual è il problema? Anche a me mi piace nei tardi, però mi mangio. E ti mangi magari tu, forza. Tu c'è sta qua e fatti i compiti. Ma io non mangio. Chi vuoi mangiare? Sasizza. Oh no. Sì. Tu stai muta, chef. Vedi che io i cotoletti so fare.